Bentrovati amici, oggi vi parlerò di una realtà associativa molto interessante, l'Associazione IO che ha sede legale a Buseto Palizzolo. L'Associazione IO è stata costituita alla fine degli anni '80 e per tutto questo tempo è stata un solido punto di riferimento per tanti artisti, musicisti, pittori, scultori, ma soprattutto poeti, che qui all'interno dell'Associazione IO hanno trovato la propria casa, la loro scuola. L'anima di questa associazione ha un solo nome: Alberto Criscenti. Alberto Criscenti è un poeta, un cultore della poesia siciliana e grazie ad egli tanti poeti del comprensorio trapanese si sono affermati nell'ambito della poesia. Tanti poeti devono ad Alberto le loro affermazioni, i loro riconoscimenti. Alberto per loro è stato il maestro. L'Associazione Culturale IO è nata a Buseto Palizzolo esattamente il 2 ottobre del 1986. Da costituirla sono stati un gruppo di poeti busetani che hanno voluto insieme dare un inizio alla poesia locale e anche del circondario. Successivamente è stato inserito anche nell'atto costitutivo l'aspetto sportivo e da allora ha iniziato l'associazione a curare una scuola di calcio per i ragazzi dai 5 ai 12 anni e fino adesso ancora continua questa attività. L'esigenza di dare un impulso culturale a Buseto c'è stato perché io sono riuscito a coinvolgere tante persone che scrivevano ma che non avevano la possibilità di far sentire i loro versi. L'Associazione IO vanta al suo interno poeti e artisti di un certo spessore culturale, come Dino Altese, Vito Lumia, che sono poeti che hanno scritto pagine importanti per quanto riguarda la poesia dialettale trapanese. Poeti importanti sono stati inseriti in questo contesto culturale dell'associazione. Nel campo della poesia cito Dino Altese, che tra l'altro è un socio fondatore dell'associazione, Vito Lumia, con i quali tra l'altro negli anni '80 abbiamo pubblicato anche un opuscoletto dal titolo Contrasto sul tema La donna. Tantissimi gli eventi portati avanti dall'Associazione IO tramite appunto il responsabile culturale che è Alberto Criscenti, tantissimi raduni di poeti che in quelle occasioni provenivano da ogni parte della Sicilia, ma anche tantissimi concorsi di poesia che l'associazione ha portato avanti per anni e che sono state vetrine importanti per moltissimi poeti trapanesi e non solo. L'associazione si è subito messa in gioco e ha iniziato a organizzare diverse manifestazioni, sia di natura poetica che anche musicale. Nell'86, 87 e 88 l'associazione ha organizzato 3 recital dei poeti busetani con relative pubblicazione delle poesie che poi sono state recitate in pubblico. Nel 86 e 87 ha organizzato anche una rassegna musicale per giovani musicisti che in quel periodo è stata una manifestazione di
di grosso spessore che ha coinvolto tanti ragazzi che studiavano musica, uno strumento musicale. E poi più avanti abbiamo iniziato a organizzare i raduni poetici e ne abbiamo organizzati ben 8 a partire dal 1998. E i primi 4 sono stati organizzati a Strafalcello e poi gli altri successivi itineranti. Abbiamo incominciato a organizzare anche dei concorsi di poesia, il primo nell'88 dedicato al poeta busetano Andrea Majorana, e poi dal 2001 al 2005 abbiamo organizzato il concorso di poesia religiosa Carmina Deo, e quindi l'attività dell'associazione si è sviluppata anche e soprattutto con la pubblicazione di volumi. Ne abbiamo pubblicati fino adesso più di 100. Prima della costituzione dell'associazione IO di Buseto Palizzolo vi era comunque nel territorio trapanese un consistente strato di poeti di un certo rilievo. Turi Toscano, il poeta Salinaro, Guglielmo Castiglia di Paceco, Serafino Culcasi, Turi Sugameli. Nel periodo in cui è stata costituita la nostra associazione, il mondo poetico trapanese, per quanto riguarda soprattutto la poesia popolare, si basava su dei pilastri che effettivamente rappresentavano la poesia di quel periodo, e sono stati Guglielmo Castiglia, il poeta di Paceco, Turi Sugameli, un grandissimo poeta popolare, e il poeta Salinaro Turi Toscano. Aggiungo anche in quel periodo Vito Lumia e Dino Altese per questioni anagrafiche. Loro sono stati per me dei poeti ai quali mi sono ispirato e con i quali ho intrattenuto rapporti personali. Con i poeti citati poc'anzi ho avuto anche una corrispondenza epistolare, loro molto più grandi di me, io giovane. Ho inviato loro, sono stato io ad iniziare inviando un sonetto, il primo a Castiglia, e ricordo i primi 4 versi. Guglielmo Castiglia, chi va a dire? Di li so versi sogno innamorato, li gennoli ci trovo un gran piacere, ci trovo giusto lo significato. E lui mi rispose con un sonetto immediato: non ti conosco io, Berto Crescenti, però ti rico bravo sulle stampe. Siddu com'ora t'avissi presente, vasuna ti mirassi tanti e tanti, e così via. Poi, nello stesso periodo, nello stesso mese, ho iniziato una corrispondenza epistolare con Vito Lumia e ricordo l'ultima sestina del sonetto, del primo sonetto che ho inviato a questo grande poeta. Illumini le menti come un faro, li versi araciaracio ci li pasci, come s'avessi in mucca lo cucchiaio. Poeta un sa diventa, si ci nasci, e tu di certo stu grandono raro lo posserivi già quando eri in fasci. Con Castiglia il rapporto è stato più stretto. Per me è stato, e lo considero il più grande poeta popolare che io abbia conosciuto. E nell'ultimo periodo, sempre nella nostra corrispondenza, gli scrissi questa sestina. Ricordo sempre da corrispondenza che appimo una volta ne augerui.
s'occupi scavitanno custa lenza, sino che campo non lo scordo più. O lasso scritto, pame e discendenza, quando poeta sum siti voi. Di quel periodo bisogna ricordare anche due altri grandi poeti popolari, Giuseppe VII Scuderi e il fratello Salvatore Scuderi, nonché il poeta Andrea Majorana. Sono stati questi dei grandi poeti popolari che io ho ammirato e con i quali ho intrattenuto sempre rapporti di amicizia e anche epistolare. Alberto Criscenti, oltre a dare vita all'associazione IO, che nel tempo è diventata, come dire, una sorgente di poeti, ha dato vita anche a un movimento culturale, chiamato ioismo. Lo ioismo che racchiude a sé tutti quegli artisti che in un certo senso, operano e svolgono la propria attività culturale nelle cosiddette zone ioiste, cioè dove il pronome personale dialettale è io. Con l'attività dell'associazione è nato un nuovo termine, un neologismo, da ioismo. Che cosa significava e che cosa significa tuttora ioismo? Un movimento artistico-culturale tendente a valorizzare i vari poeti, scrittori e musicisti che vivono ed operano nell'area della Sicilia nord-occidentale in cui è diffuso il pronome personale io. Negli anni '80 ho scritto anche una quartina con questo titolo, Ioismo. Ioismo, movimento culturale. Ioismo, a tanti artisti rapo il cuore. Ioismo, gran messaggio universale. Ioismo, unione santa in un amore. A cavallo tra il 1999 e il 2000 subentrano nel circuito culturale dell'associazione IO nuovi poeti dialettali, più giovani, capaci, che Alberto Criscenti cerca di incoraggiare, istruire affinché loro potessero raggiungere cime elevate nell'ambito della poesia. L'entrata di questi giovani poeti all'interno dell'associazione IO ha, dato un po' una scossa, vivacità nell'ambiente e si è finiti con la pubblicazione di un simpaticissimo volume di corrispondenze in versi tra 6 poeti del comprensorio trapanese, dal titolo Mi trovo ndo mezzo, chi fazzo. Dopo aver citato questi grandi poeti del passato, che adesso non sono più in vita e con i quali io ho intrattenuto rapporti di amicizia ed epistolari, nell'associazione sono subentrati altri poeti nuovi, giovani, con i quali ho intrattenuto fin dall'inizio un rapporto di amicizia e di rapporti culturali. Primo fra questi cito Giuseppe Voltaggio, poeta di grosso spessore, presentatore, un po' tutto, diciamo. È diventato l'anima anche lui di questa nostra associazione. Poi è venuto fuori un altro personaggio importante della poesia, della cultura trapanese, Nino Barone, con il quale intrattengo tuttora rapporti di stretta amicizia e di collaborazione. Sia Voltaggio che Barone, tra l'altro, sono responsabili dell'associazione, uno di Erici e uno di Trapani, della poesia dialettale. Poi è venuto fuori anche l'amico Giuseppe Gerbino, tutti in ordine, li cito in ordine cronologico di conoscenza, e siamo diventati davvero un quartetto abbastanza affiatato. Tra l'altro
unitamente ai poeti Dino Altese e Vito Lumia, abbiamo pubblicato anche una bellissima antologia che è uno scambio di poesie tra noi. Il titolo dell'antologia è Mi trovo in do mezzo, che faccio, perché io mi trovavo nel mezzo tra i giovani e i due più avanti negli anni, e quindi è venuta fuori questa antologia presentata in più parti che ha riscosso un grande successo. L'associazione IO è tuttora, dopo tutti questi anni, un punto di riferimento per tanti poeti, non solo trapanesi, ma anche del comprensorio Elimo Ericino. L'associazione IO porta avanti dei progetti importanti, pubblicando volumi e valorizzando soprattutto giovani scrittori e giovani artisti. Quest'oggi, cari amici, volevamo raccontarvi per TVBN questa realtà, una realtà che ahimè non ha una risonanza molto ampia, ma lavora seminando da più di 30 anni cultura di alto livello. Allora, cari amici, con questo è tutto. Spero che questa trasmissione sia stata di vostro gradimento. Lasciate un commento se vi pare, oppure un like. Vi abbraccio, alla prossima.